Potere al popolo. Bravi, buongiorno, 7 minuti dopo le 11 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin. Seconda parte della nostra controinformazione, tra pochissimo il Qui Parlamento con Claudio Borghi Aquilini. Se vi siete persi il suo intervento del giovedì, era cos'era, è il caso di ascoltarlo. Poi la musica indipendente, minimo, con un artista che non avete mai ascoltato, da sentire, si chiama Spectrum Vates. Quelli normali non li voglio, l'avete capito, bisogna essere differenti per andare su Radio Libertà. Poi l'informazione cattolica, signori, e lunedì arrivano i bacchettoni con Matteo Orlando dal suo sito informazionecattolica.it. Vediamo cosa hanno scritto negli ultimi giorni. Più tardi, intorno alle 11:45, una sorpresa, già. A proposito delle novità intorno al 1° maggio, parliamo con un sindacalista e ci commenta com'è il salario giusto. È davvero giusto il salario giusto per un sindacalista? Ne sentiremo delle belle. Subito però tutti zitti, tra pochissimo al Qui Parlamento, il tempo di lanciare l'operazione di Trump, ne parlano tutti i siti, compreso quello dell'ANSA. Trump lancia l'operazione Freedom per liberare le navi da Hormuz. L'Iran minaccia ritorsioni. Teheran dice le forze USA saranno attaccate se si avvicinano. Washington abbandoni le richieste massimaliste. 3 persone giustiziate in Iran con l'accusa di avere legami col Mossad. Qualcosa si muove, staremo a vedere. Adesso linea al Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, il commento sul DEF è stato il primo che feci da neodeputato nella scorsa legislatura e da allora ne ho fatti 8 e in tutti 8 ho detto più o meno la stessa cosa, vale a dire che il DEF è una questione non emendabile e quindi, anche se gli cambiamo il nome, no? Però stiamo sempre parlando dello stesso documento programmatico per il futuro con le previsioni dell'economia. È un documento non emendabile dal Parlamento e quindi ha un interesse relativo, e dall'altra parte contiene delle previsioni che già in condizioni normali, come avevo dimostrato in tutti gli 8 interventi precedenti di tutte le 8 legislature scorse, per carità, bilanci d'esercizio scorsi, durano pochissimo, perché già l'anno dopo, anche in condizioni normali, cambia questo, cambia quest'altra condizione e le previsioni non vanno mai a segno. Figurarsi in un periodo come questo, dove le condizioni potrebbero cambiare a ore. Per cui tutto quello che è la previsione economica mi interessa veramente molto, molto poco. E quindi, parimenti, non essendo emendabile, così come non è emendabile, come giustamente ci ha ricordato il Ministro, la spesa per interessi, il ruolo di Parlamento è relativo. Però dobbiamo utilizzare al meglio lo spazio che ci viene concesso. E per questo motivo vediamo di mettere dei punti fermi almeno a livello economico. Questo semplicemente per tutti i colleghi che eventualmente dovessero essere interessati ad andare alla radice dei problemi, perché tante volte noi entriamo in questa condizione di bisognerebbe fare qualcosa. Ho sentito adesso il collega del 5 Stelle, venga la Meloni a dirci dove dobbiamo andare, no? Ma cosa vuol dire dove dobbiamo andare? E cosa vuol dire? Il punto è molto semplice, noi dobbiamo sapere cosa sono le leve possibili e mi riferisco anche a 2 punti, e su questo concentrerò il mio intervento, perché sono stati comuni sia a quanto ha detto il Ministro, sia a quanto hanno replicato, probabilmente non ascoltandolo o qualcosa del genere, buona parte degli interventi delle opposizioni, che riguardano il debito pubblico e la crescita. Allora, queste 2 cose cominciamo a dire che sono strettamente collegate. Non per niente si fa riferimento a un rapporto che è il debito-PIL. E io adesso ho sentito Turco, che è un esponente del Movimento 5 Stelle, che dice in maniera un pochettino più seria le stesse imprecisioni che dicono i suoi colleghi. No? Prima dice che loro hanno fatto scendere la percentuale e poi dice che noi abbiamo aumentato il valore assoluto. Ma la percentuale è una cosa, il valore assoluto è un'altra.
anche quando c'erano loro si aumentava in valore assoluto, e tanto. Perché? Perché si facevano gli scostamenti di bilancio. Perché? Perché era sospeso il patto di stabilità. E questo dovrebbe anche spiegarci un'altra cosa, che lo scostamento di bilancio è una cosa e la sospensione del patto di stabilità è un'altra. Non sono la stessa cosa. Questo vale anche per qualche giornalista, no, non ci sono, meno male, ma questo vale anche per qualche giornalista che scrive le consuete imprecisioni sui giornali. Non è che si chiede lo scostamento o che si chiede... Se io ho una sospensione che è quello che chiediamo via articolo 25 o 26 del patto di stabilità, se una sospensione del patto di stabilità significa che l'Europa dice: ah, va bene, per me puoi anche spendere di più rispetto a quello che c'era scritto sul bilancio, ma dopodiché lo scostamento, cioè la possibilità di spendere di più, la dobbiamo concedere noi. Qua forse c'è qualcuno che non conosce proprio le basi del nostro mestiere. È il Parlamento che concede lo scostamento di bilancio, non è l'Unione Europea. Viva Dio! È una delle poche prerogative che ancora abbiamo, no? Per cui significa molto semplicemente che se anche noi avessimo fatto il famoso 2,9%, che già è ridicolo pensare, no? Che tutto cambi rispetto a una percentuale, quando dall'altra parte abbiamo gli stessi che... No, perché scusate, questa ve la voglio raccontare, perché chi deve venire a giudicare il nostro 3,1% è questo signore che si chiama Dombrovskis, no? Il cognome intimorisce, in realtà trattasi di, insomma, un omettino, no? Così di questo tipo, va bene. Ma codesto Dombrovskis viene da un paese che si chiama Lettonia, che tutti noi amiamo, già perché forse ci ricorda un posto dove ci si riposa, dove si sta bene, no? Cioè a noi ci piace la Lettonia. Però viene da un paese che è la Lettonia, che vorrei ricordare a tutti, e anche al signor Dombrovskis, se per caso mi sta guardando, riceve dall'Unione Europea e quindi da noi, dai nostri soldi, il 3% del suo PIL ogni anno. Significa che il signor Dombrovskis è sussidiato da noi, lo paghiamo noi, ma è come se mio figlio mi venisse a rompere le balle su quello che faccio io col mio stipendio dall'alto della sua paghetta. È una cosa che non esiste. Lui ha il 3%, cioè quello che fa la Lettonia, quello che fa la Lettonia, che è il paese del Dombrovskis, se noi togliessimo il contributo dell'Unione Europea, sarebbe un precipizio di decrescita e recessione, perché è finanziato da noi. Quindi, dato che le cose stanno così... Ah, scusate, un'altra cosa che ho sentito, sempre dato che stiamo parlando di numeri, è meglio metterli in tavola. Il cosa? Allora... Senatore Licheri, per cortesia colleghi, lasciamo finire il senatore Borghi. Scusate. Senatore Licheri, ha già parlato il suo gruppo. Prego. Senatore Licheri, la richiamo all'ordine. Senatore Licheri, per cortesia. Scusate, dato che non è inquadrato, informo che l'urlatore che cerca di disturbare è un senatore del Movimento 5 Stelle. Ma l'ho già richiamato io, Evidentemente fan, non ho neanche visto. Evidentemente un fan di Dombrovskis. Allora, questi fan di Dombrovskis sono il Movimento 5 Stelle, giusto per saperlo. Va bene, poi gli manderemo l'indirizzo, così gli potrà scrivere i suoi fan. Allora, a quel punto poi cosa abbiamo? Abbiamo, che ho sentito altre cose, la Grecia fa meglio di noi perché il rapporto debito-PIL è meglio. Ma signori, mi permetto di ricordare che la Grecia ci deve ancora 52 miliardi che gli abbiamo prestato a tassi a zero, via fondi salva stati, via EFSF, via MES. Ci devono 50 miliardi, è segnato nei documenti di finanza pubblica sia di Banca d'Italia che del MEF. Ma allora, se vanno così bene, ma che ce li restituiscano, ci ridanno subito 50 miliardi e vedi che noi abbiamo tutti i soldi che vogliamo, no, per poter spendere. Per cortesia. Quindi ecco, abbiamo sempre degli altri fan dei crediti greci. Senatore Sensi. Quindi
Quindi parliamo anche a questo punto. Senatore Romeo, ma se ognuno fa il commento fuori microfono, a parte che continuate a interrompere, esatto, non finisce più, peraltro, lo dico per voi. Anche la Spagna che stanno andando così bene, no? La Spagna che stanno andando così bene, però è una cosa che serve anche per spiegare una cosa. Il signor Ministro giustamente dice: io devo stare attento perché il debito mi crea un problema. Se non c'è qualcuno che me lo compra, io sono in difficoltà. È vero. Però il fatto che sia vero non significa che noi non dobbiamo metterci tutti a riflettere sul perché è così. Perché in realtà è così per un motivo semplice, che l'Unione Europea, fra le tante cose che fa, si autocastra sul debito. Perché normalmente un paese normale ha una banca centrale che quel debito lo garantisce. La Spagna è un esempio preclaro di questa cosa, perché qua sembra che la gente si dimentica cosa è successo in un recente passato. Il 2008, quando è iniziata la crisi dei debiti sovrani in Europa, il primo che è andato in crisi insieme con la Grecia è stata la Spagna. Sapete quant'era il rapporto debito-PIL della Spagna quando non riusciva più a trovare qualcuno che gli comprava il suo debito e quindi si è arrivati esattamente nella condizione che il signor Ministro vuole evitare? Il 36,2% del PIL. Quindi la Spagna aveva il 36,2% di debito su PIL, ma nessuno gli comprava il debito. Perché? Perché in quel momento c'era una crisi di fiducia degli investitori. Ora, noi non possiamo ignorare questo fatto, perché ogni volta che abbiamo un laudatores dell'Unione Europea deve anche ricordare che se noi siamo in ginocchio ai mercati, lo siamo perché è la struttura dell'Unione Europea che ci impone di metterci in ginocchio ai mercati. E così forse magari certe cose ci appaiono in un'ottica differente, perché vedete, non è in ginocchio ai mercati il Giappone, che pure ha il 200 e passa per cento di debito su PIL, non è in ginocchio ai mercati la Gran Bretagna, che pur può permettersi di cambiare i governi come calzini, e probabilmente ha dei governi che stanno facendo molto ma molto peggio rispetto a fortunatamente la buona performance del nostro governo. Eppure nessuno si lamenta sul fatto di dire ma qualcuno compra o meno, no? No, l'hanno utilizzato al massimo il discorso dei mercati per far fuori con una specie di pseudo golpe la povera Liz Truss, ma altrimenti nessuno si occupa della stabilità o degli acquisti del debito pubblico tedesco, nessuno si occupa della stabilità o gli acquisti del debito pubblico ungherese, che pur passa di mezzo a delle elezioni che sembravano quelle della fine del mondo, nessuno si occupa della stabilità del debito pubblico polacco. Perché? Perché la loro banca centrale lo garantisce. La nostra banca centrale non lo garantisce, lo fa se ha voglia. E qualcuno, in condizioni normali, se io ho bisogno di spendere per rilanciare la crescita, un paese, virgolette, normale, quindi significa non nell'Unione Europea, spende quello che c'è da spendere. Se il debito pubblico viene comprato dai cittadini, bene. Non viene comprato dal debito pubblico, lo compra la banca centrale. E qui uno dice, ma allora si crea l'inflazione. Non si crea l'inflazione, perché quando la banca centrale, per altri motivi suoi, ha deciso di comprare tutto il debito pubblico che c'era, perché ricordate il quantitative easing, no? Ricordate quanto comprava la banca centrale nostra al debito pubblico? Eravamo in deflazione, non ha creato inflazione. Per cui ricordiamoci di questi vincoli ce li siamo automessi. E giustamente, un attimo, però lui ha fatto 12 col coso. Comunque chiudo, Presidente. Questi vincoli ce li siamo automessi e non dobbiamo dimenticarli. Io sono molto contento che in questa risoluzione sia stata recepita in modo esplicito la questione che poneva la Lega, vale a dire che se noi abbiamo una necessità di andare incontro a quello che è il denominatore del rapporto debito-PIL, che è quello che comanda, perché è quello più basso in questo momento, abbiamo bisogno di non far fallire le nostre imprese, abbiamo bisogno di non far andare i prezzi della vita dei nostri cittadini in modo in modo senza senso e senza utilità, e che giustamente, come è stato detto, l'esigenza di avere
una economia che funziona è altrettanto importante di quella di avere una spesa per difesa. Per cui sono convinto che si faranno valere i nostri Concluda. Sono convinto che si faranno valere i nostri rappresentanti in Unione Europea, prima per fare una domanda che sarebbe di buon senso sospendere tutto, altrimenti per la questione specifica sull'Italia, perché sono asimmetrici questi shock, la Francia ci guadagna dalla crisi energetica, e se ci diranno ancora di no, si dovrà mettere in atto qualsiasi strumento per riuscire a venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese, così semplicemente. Tanto il punto d'arrivo di tutto ciò lo sappiamo già, scrivetevelo lì, sarà lo scostamento di bilancio, che non è che ce lo deve dare l'Unione Europea, ma glielo darà il Parlamento con gioia. Grazie Presidente. Allora, Qui Parlamento. il commento sul DEF è stato il primo che feci. Anche se questa vita m'ha menato e quando ero stanco a volte mi sono piegato in un mondo di fantasmi, di falsi e di bugiardi, ho sputato sempre il sangue come Federico Gatti. E non c'è nulla che mi può scalfire, sono la crona d'ago dentro a sto fienile, in un mondo di bastardi, di vili e di codardi, io ci metto sempre il cuore come Federico Gatti. E sono solo anche stasera come ieri, l'altro ieri, come la mia vita intera, a lottare con le impronte delle scarpe che ho lasciato sopra un grigio lastricato dalle favole marchiato. Non c'è mai stata via di fuga, ho sempre camminato concentrato con le mani nella tuta. Loro correvano veloce sopra ad un Ferrari, sembrava un sogno ma ora porto i fiori ai funerali. Con calma ho costruito una barriera per lasciare lontano chi saluta ma non c'era. Quando chiuso dentro al cesso mi piangevo nelle mani, il buio tutto intorno mi inghiottiva tra gli infami. Ma non ho mai mollato, col sangue e col sudore, sai, mi sono ravvivato. Ho acceso un fuoco vero sopra quel pensiero nero che accecava il mio passato con in tasca 0 euro. Anche se questa vita m'ha menato e quando ero stanco a volte mi sono piegato in un mondo di fantasmi, di falsi e di bugiardi, ho sputato sempre il sangue come Federico Gatti. Guardami volare su sto cielo d'origami, gli insulti e le risate sono come dei pugnali, colpiscono la schiena, poi i polmoni, poi la mente, ma il fiato mio resiste alle mazzate della gente. E non c'è nulla che mi può scalfire, sono la crona d'ago dentro a sto fienile, in un mondo di bastardi, di vili e di codardi, io ci metto sempre il cuore come Federico Gatti. Quante notti al buio controllavo il mio respiro per essere cosciente anche soffrendo d'esser vivo. Fiumi di parole nel silenzio fanno schifo, in mano un Amoretti, il mio rimedio palliativo. 3/4 delle siga già finite nella cenere, ma il mio subconscio sai ancora affoga nelle tenebre. Piango ripensando alla mia infanzia martoriata, ma rido se poi penso che la trama l'ho cambiata. È stato un film d'orrore che ho vissuto in 4D, pensavo di morire intossicandomi di lean, invece adesso sposto i pacchi come la FedEx e non mi frega un cazzo dei tuoi se, dei tuoi perché. Mi godo questa vita costruita nel deserto, un'oasi di lavoro ricavata da un complesso. La mente mia cercava solamente un modo intenso di giungere il più in fretta alla felicità e il successo. Una canzone per pensare, signori. Non è facilissima, bisogna arrivarci lentamente. Prima di tutto una cosa per volta. L'artista Spectrum Vates. Attenzione, non so neanch'io se sto dicendo delle cose giuste, ma adesso lo chiediamo direttamente a lui. Si fa chiamare in arte Spectrum Vates. Il titolo della canzone: Federico Gatti. Ma come si chiama veramente l'artista? È Giacomo Cassarà. Avrò detto tutto giusto? Non lo so. Giacomo, è tutto vero? Sì, è tutto vero. Ciao a tutti, tutto perfetto. Pensavo di non farcela, guarda, eravamo veramente con la regia, dici dunque, aspetta, lui è Federico Gatti, la canzone Spectrum Vates, no, però è Giacomo Cassarà. Calmi,
calmi anche voi a casa perché il pezzo è profondo, ci è piaciuto, lo stiamo trasmettendo. Spectrum Vates, prima di tutto Giacomo, perché ti fai chiamare così? Giacomo Cassarà è bellissimo come nome, come cognome, perché questo nome in arte? Diciamo, è un nome che mi porto dietro da quando prima di fare musica scrivevo poesie. È un nome derivante da una lingua morta che è il latino e che è comunque bellissima e aiuta sì. a capire come è nata la nostra lingua italiana, perciò me lo sono portato dietro. Il significato è un po' criptico, ma vuol dire il poeta dello spettro, non dello spettro inteso come fantasma, ma dello spettro interiore, quindi dell'animo. Hai capito? Hai capito, signori? Noi stiamo qui a fare rassegna stampa, a leggere cosa sta succedendo nello stretto di Hormuz e c'è Spectrum Vates che ci porta invece all'interno della nostra coscienza con questa canzone che si intitola Federico Gatti, una storia di sopravvivenza e di sogni che non si spengono, una lotta per scalare montagne senza fare scorciatoie. In un certo senso ne possiamo anche riprendere ciò che è nel cuore di tutti noi, la morte di Zanardi, che ci ha dato un esempio bellissimo, un esempio di resilienza, di voglia di rinascere e davanti ai drammi della vita mai arrendersi. E allora Giacomo, ci devi spiegare che cosa hai messo dentro in questa canzone. Abbiamo trasmesso anche il video che ha un suo significato, anche perché tu sei un ex atleta agonista, è vero? Esatto, sono stato un ex atleta agonista nel ciclismo, è uno sport che mi ha veramente insegnato molto, mi ha insegnato l'arte del sacrificio a 360 gradi ed è un po' il sentimento che ho cercato di portare in questo mio ultimo singolo, che è una storia di resilienza in primis, sì, ma il significato è molto più profondo. È un po' preso lo stereotipo del calciatore della Juventus Federico Gatti, che è un calciatore che ha scalato tutte le categorie mettendoci sempre la grinta fino ad arrivare in Serie A. Ho cercato lui come esempio perché penso che con la mia musica posso riuscire a fare quello che lui ha fatto nello sport, cercare con le mie energie, con la forza che ho dentro e con molto sacrificio, spero un giorno insomma di riuscire a scalare magari le classifiche e di essere ascoltato da più gente possibile. Vero. Senti, per le classifiche ci arriveremo, ma per il momento hai scalato i nostri sentimenti, hai scalato la nostra attenzione, perché questo pezzo è quasi silenzioso, quasi sussurrato, se è incazzato è comunque un'incazzatura dominata, cioè non sei violento come alcuni rapper che sentiamo e siamo purtroppo obbligati ad ascoltare sulle grosse e grasse radio. La tua è quasi una confessione che fai a te stesso, ma che dici nell'orecchio di ognuno di noi, ed è forse un qualcosa che noi stessi vorremmo trasmettere, ma a volte non si ha il coraggio o l'interlocutore giusto. Andatevela a riascoltare questa canzone, Federico Gatti è il titolo e l'artista è Spectrum Vates, lo trovate facilmente su YouTube e su tutti gli store digitali. Cos'altro bolle in pentola? Perché questa iniziale dichiarazione mi sa proprio di una specie di via. Sei alla partenza di un progetto che intende trasmettere che cosa? Quali altri colpi hai pronti da lanciare? Quali altre forze potresti trasmetterci? Perché alla fin fine è vero, è la musica la nostra forza e ci ha aiutato in tantissime situazioni. Aiuta noi che l'ascoltiamo e aiuta anche voi artisti a mettere la marcia giusta per affrontare questa vita. Che cosa bolle in pentola, Giacomo? Allora, subito uno spoiler volante. Dai. Cosa bolle in pentola? Venerdì lo vedrete, lo sentirete tutti perché venerdì 8 maggio uscirà il mio nuovo album dal titolo Resto Fuori,
di cui Federico Gatti è stato proprio il singolo di lancio, di apertura di questo album, e sarà un'immagine di me diversa in questo album rispetto al passato. Oltre a vedere il mio spettro interiore, quindi il mio animo, vedrete tutte le mie inquietudini, i miei traguardi, i miei successi, ma anche ciò che vuol dire vivere in un mondo che molto spesso ci mette davanti delle difficoltà che dobbiamo superare in qualche modo. È un album ricco di sentimento e spero di essere riuscito a infondere tutto ciò che per me significa la musica, cioè testi forti, melodie veramente quasi sussurrate e un significato che deve arrivare all'ascoltatore in maniera piuttosto anche complessa, ma ricca di senso e di significato. Ci piace. Noi non vendiamo roba scontata agli ascoltatori. La musica che si sente sulle nostre frequenze non è a ribasso. Non pensiamo che siate dei deficienti, cari ascoltatori, e quindi che qualunque pezzo vi deve piacere perché ve lo facciamo sentire 20 volte al giorno. Noi magari ve lo facciamo sentire una volta al giorno, ma siccome la musica che va su queste frequenze è pochissima rispetto al parlato, va una canzone ogni mezz'ora quando va bene, state certi che l'attenzione è massima quando va quella canzone. Per il momento ringraziamo veramente Giacomo Cassarà, in arte Spectrum Vates. Giacomo, ci risentiamo molto presto, ok? Certamente, grazie mille a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio è il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 4 08, oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate, che d'estate in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro. Trasporto gratuito. Fate voi. Visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Cosa cambia? Ciò che resta se ti affacci alla finestra, fai la scema, cosa dici? È finita tra di noi, perché io e te, perché io e te, perché poi ti spogli, resti sola, il telefono ti consola, perché io e te, perché io e te, perché è tutto quel che resta di questa nostra storia, amore, notte improvvisa ti aspetta.
portone, mentre il vento soffia lento, notte improvvisa ti voglio. E questo strano amore che a volte fa soffrire il cuore Cosa hai fatto tutto il giorno? Mi hai pensato oppure no? Perché io e te, perché? Perché io e te, perché? È tutto quel che passa di questa nostra storia, amore. Notte improvvisa ti aspetto qui sotto al tuo portone, mentre il vento soffia lento. Notte improvvisa ti voglio. E questo strano amore che a volte fa soffrire il cuore ti aspetto qui sotto al tuo portone, mentre il vento soffia lento. Notte improvvisa ti voglio. 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 Ah, che belle sonorità che ha questo pezzo. Si intitola proprio così, Notte improvvisa. È il nuovo singolo di Mauro Masè che lancia l'album Acoustic Live. Qui si esplorano le relazioni personali, la nostalgia, le intuizioni profonde. Roba buona su Radio Libertà. Quando c'è Sammy Varin ci sono in onda solo artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale. Se sono conosciuti non hanno bisogno di Radio Libertà, ti pare? Siamo pronti? Eh sì, a quest'ora di lunedì arrivano i bacchettoni. Eh sì, sono gli amici del sito informazionecattolica.it che trovate facilmente anche semplicemente su Facebook. Basta scrivere Informazione Cattolica e allora sentiamo le ultime novità dal direttore. E con noi Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e abbiamo buongiorno consumato i suoi dischi e soprattutto sappiamo quante volte e con che artisti si è fatto avanti facendo delle cose stupende. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi cominciamo la nostra rassegna stampa settimanale degli articoli pubblicati sui due nostri siti, vale a dire informazionecattolica.it e infobreac con la k.it, partendo proprio da quello che pubblichiamo su Informazione Cattolica, che è anche il nostro primo sito, ricordandovi che ogni giorno noi pubblichiamo un commento al Vangelo del giorno a cura di Paolo e di Francesca Borsellino, e pubblichiamo ancora la pagina odierna dell'ufficio delle letture della liturgia delle ore, come anche in questo mese di maggio abbiamo anche delle pagine dedicate alla preghiera, alla riflessione spirituale, con un riferimento in particolare a San Giuseppe e a un testo del sacerdote esorcista Don Giuseppe Tomaselli. Ecco, oggi vi vogliamo ricordare il nostro editoriale di punta, che è stato curato
da Matteo Castagna. Il titolo già dovrebbe farvi capire qualcosa. Il titolo di questo editoriale, pubblicato stamane, è questo: lo Stato deve prevenire il ritorno alla P38. Di che cosa parla Matteo Castagna? È facile da capire: della ideologia delle nuove brigate rosse, e parla anche degli episodi violenti che si stanno verificando da circa 3 anni a questa parte, che hanno per protagonisti i soggetti riconducibili alla galassia anarco-insurrezionalista e ai centri sociali. E abbiamo visto in diverse città italiane, in particolare Torino, che cosa hanno combinato, soprattutto in prossimità o a ridosso o dopo la liberazione dei centri occupati, dei centri sociali occupati da decenni. Vi invito a leggere questo articolo perché fa riflettere molto. Come fa riflettere la tematica che tratterà nella sua iniziativa che si terrà a Verona padre Francesco Bamonte. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del presidente emerito dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, che raccoglie quindi gli esorcisti del mondo, compresi anche gli italiani naturalmente. Padre Francesco Bamonte sarà a Verona il prossimo 8 di maggio presso la famosissima basilica di Santa Teresa del Bambino Gesù in Borgo Roma, una delle chiese più belle della città veneta, e terrà un evento dal titolo La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi. Il relatore, che è un frate dei servi del Cuore Immacolato di Maria, è autore di diversi libri su questo tema ed è naturalmente un esorcista. Invitiamo i veronesi, ma anche tutti coloro che sono interessati a questa tematica particolarmente inquietante ma anche affascinante, ed è anche una delle tematiche più importanti della fede cattolica. Invitiamo a partecipare. Basilica di Santa Teresa di Verona, l'8 di maggio, a partire dalle ore 20:30 ci sarà questa conferenza, e questa conferenza tra l'altro sarà anticipata da una Santa Messa che sarà presieduta dallo stesso padre Francesco Bamonte, e questa messa inizierà alle 18:30. Per quanto riguarda altre iniziative e altri aspetti culturali, vi invitiamo a seguire Informazione Cattolica, ma anche il nostro secondo sito InfoBreak, perché ogni giorno cerchiamo di segnalare qualche libro, qualche attività culturale, qualche iniziativa sociopolitica che può, diciamo, destare l'attenzione dei lettori, quindi degli italiani che ci leggono. Per quanto riguarda il nostro secondo sito, l'editoriale di oggi, carissimo sempre e carissimi amici di Radio Libertà, l'editoriale di oggi lo abbiamo dedicato purtroppo a una notizia che arriva dall'Africa ed è terribile. Lo abbiamo intitolata così questa notizia che riportiamo: terroristi islamici distruggono una parrocchia in Mozambico. Le immagini che abbiamo visto, che giungono dal nord del Mozambico, non ci hanno lasciato indifferenti. Una chiesa storica è stata ridotta in cenere, le case vicine sono state devastate e i fedeli sono stati traumatizzati, se non feriti. Questo incendio della parrocchia non è solo un atto di distruzione materiale della parrocchia di San Luigi Maria de Montfort del nord del Mozambico, ma è anche un gesto carico di significato simbolico volto a colpire l'identità, la memoria e la speranza di un'intera comunità. E di fronte a tali eventi, e noi lo diciamo da anni, è necessario parlare con chiarezza e senza ambiguità. L'Islam purtroppo rappresenta una grave minaccia non solo per i cristiani, ma per ogni società che voglia fondarsi sulla convivenza pacifica, sulla libertà religiosa e sulla dignità della persona. In un altro articolo, anche questo molto importante, pubblicato stamane su InfoBreak, ripeto infobreak.it, abbiamo parlato del fatto che il 4 maggio, come oggi, del 1979, diventava primo ministro del Regno Unito, la prima donna a ricoprire tale carica, Margaret Thatcher. E quell'episodio
continua a conservare, quel fatto continua a conservare ancora oggi la sua importanza, perché la Thatcher fu l'interprete di una rivoluzione politica ed economica che ancora oggi continua a suscitare dibattito e per molti aspetti a offrire spunti di sorprendente attualità. Quindi vi invitiamo a leggere questo articolo perché secondo noi troverete delle riflessioni interessanti. A proposito sempre di questo secondo nostro sito infobreak.it, vi ricordiamo che abbiamo ogni giorno anche una rubrica dal titolo Accadde oggi e prime serate TV, dove ripercorriamo i fatti principali accaduti nella storia verificatesi in questo giorno. Per esempio oggi quello che è accaduto nella storia il 4 maggio. Pubblichiamo anche una selezione dei nostri programmi della web TV, tra virgolette nostra, cioè abbiamo creato una sorta di collegamento a varie trasmissioni che hanno dei valori da trasmettere e li abbiamo ordinati secondo una scaletta per permettere alla gente che vuole avere durante le 24 ore una possibilità di vedere dei video, delle trasmissioni televisive, lo può fare andando in quella pagina e vedendo nelle varie fasce orarie cosa abbiamo inserito. Poi anche su Infobreak abbiamo il santo del giorno, oggi abbiamo parlato del Beato Giovanni Martino Moglie e anche in questo caso il commento al Vangelo del giorno curato però da un sacerdote, mentre su Informazione Cattolica è una laica, in questo caso un sacerdote, Don Ruggero Gorletti. Ecco, in chiusura di questo intervento, carissimo Semmi, voglio ricordare con piacere che oggi, 4 maggio, ma dell'anno scorso, 2025, sono stato protagonista di un qualcosa che poi ha fatto parlare un po'. Il 4 maggio dell'anno scorso ho pubblicato il mio primo romanzo, Il sigillo del leone, e avevo ipotizzato 4 giorni prima dell'elezione del nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco, avevo ipotizzato in quel romanzo che un nuovo Papa avrebbe preso il nome di Leone XIV. Provate a immaginare cosa ho vissuto quando c'è stato l'annuncio del protodiacono dal balcone della loggia centrale della Basilica Vaticana, quando ha annunciato che il nuovo Papa aveva davvero scelto il nome Leone XIV. Quindi 4 giorni prima dell'elezione avevo pubblicato questo romanzo dove si parlava e si parla di un fantomatico Leone XIV, naturalmente il mio Papa Leone XIV del mio romanzo in alcuni aspetti è uguale al vero Papa, ma in altri naturalmente no, però invito gli amici di Radio Libertà, soprattutto quelli che amano leggere libri, in questo caso è un libro che si legge facilmente perché sono un centinaio di pagine, a provare a scoprirlo questo romanzo, Il sigillo del leone, a cura del sottoscritto Matteo Orlando. Lo trovate facilmente su Amazon e devo dire che mi ha dato delle bellissime soddisfazioni, tanto che ho avuto modo, oltre che a vendere diciamo, le copie in Italia, anche all'estero, perché è stato poi tradotto in spagnolo, in portoghese, in francese e in inglese. E a proposito del portoghese, ho vissuto anche un'esperienza bellissima, quella di essere intervistato in lingua portoghese, che comunque io non conosco, ma alla fine, grazie al conduttore, sono riuscito a fare addirittura 50 minuti di intervento in Brasile. Ecco, carissimi amici, invitandomi, se può esservi, diciamo, se può essere per voi una bella lettura, invitandovi a prendere questo Il sigillo del leone a un anno esatto dalla sua pubblicazione, con questo fantomatico Leone XIV, che poi è stato il nome assunto dal vero Papa, cercatelo su Amazon, Il sigillo del leone. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi diamo appuntamento la prossima settimana con gli articoli che saranno pubblicati sia su informazionecattolica.it che su infobreak.it. Grazie carissimo Semmi e grazie a tutti i radioresistenti di Radio Libertà.
Resistiamo, è come se resistiamo. Grazie davvero a Matteo Orlando, i bacchettoni di informazionecattolica.it. Sono le 11.52, ma c'è ancora uno scampolo di controinformazione su Radio Libertà. Già. Abbiamo parlato proprio oggi in rassegna stampa sul quotidiano La Verità del ministro del lavoro. Calderone ha detto che il salario giusto è una svolta perché evita i danni di quello minimo. Per saperne di più, io l'ho sempre detto in questi giorni, ho detto, ma cosa ne pensano i sindacati di questo salario giusto? Abbiamo chiamato Riccardo Maria Gradassi, cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Al tempo, nel 2014, pensate, era il più giovane d'Italia. Da oltre 10 anni è sindacalista volontario e membro del Consiglio Generale Fistel-CISL dell'Umbria. Buongiorno Riccardo! Buona giornata alla redazione, agli ascoltatori del programma di Potere al Popolo e di Radio Libertà. Grazie per essere con noi. No, la domanda è di quelle toste, giustamente esige una risposta tosta. Che cosa è per te il vero salario giusto? Cosa c'è che funziona in questa bellissima iniziativa, oppure magari è un po' meno bella, l'iniziativa del salario giusto? Riccardo. Allora, tutte quante le iniziative sono lodevoli, quello assolutamente. Certo, questa è una domanda un pochettino a gamba tesa, oserei dire, e personalmente parlando, visto che comunque la domanda mi è stata posta in maniera personale, per avere oggi un vero salario giusto non solo per le lavoratrici ed i lavoratori, bensì proprio per l'economia globale del nostro paese, occorre far del tutto affinché il governo possa intervenire con un taglio forte, netto e soprattutto duraturo sulle accise ai carburanti. Questo secondo me è la vera base di partenza e lo chiamerei un vero primo maggio economico per le lavoratrici, i lavoratori e tutte le famiglie, omnicomprensivo ovviamente le persone insomma più giovani di noi, quindi i bambini che vogliono sempre andare in giro a giocare, comunque a fargli scoprire posti nuovi e qui lì l'economia gira, soprattutto anche sulla questione dei pensionati e anche insomma dei nostri sempre familiari più cari che hanno forse troppa più età. È tutto quanto un mondo che gira e quindi la prima cosa da fare è quella sulle accise dei carburanti. Questo qui è inutile che ce lo nascondiamo, il vero salario giusto per i lavoratori e non solo, ma per tutta l'economia globale è questo. Certo, il governo deve avere comunque la forza e la tenacia di portare avanti questi progetti, assolutamente, specialmente in un periodo come questo, un periodo di enorme crisi. Poi mi sembra inutile un pochettino dilungarci su argomenti che tutti i giorni basta ascoltare la radio, ascoltare la televisione, le guerre, le varie crisi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Nel nostro piccolo, quindi torniamo direttamente a noi in Italia, un taglio forte e duraturo alle accise, come dicevo, porterà sicuramente anche a un aspetto di carrello della spesa meno indigesto, minori costi di distribuzione, maggiori acquisti sicuramente possono portare ad un piccolo, medio ma vitale sollievo di benessere e quindi anche alla produzione per le aziende e quindi anche alle assunzioni del personale. Io poi qui adesso sono anche in Umbria dove si sta molto parlando, Umbria Marche, della ZES, la zona economica comunque speciale che per la quale non solo il Mezzogiorno ora fa parte, ma anche l'Umbria e le Marche perché ne avevano enorme necessità. Purtroppo la situazione è questa. E che noi ci rendiamo anche conto, vedete, in Umbria che abbiamo delle situazioni un pochettino anomale per via sempre, perché io parlo di salario vedendo anche la nostra regione, quindi di salario giusto, soprattutto per la questione delle accise. E in Umbria purtroppo come infrastrutture non è che siamo messi fortemente bene. Già dal centro dell'Umbria per andare a Roma abbiamo delle strade un po' antipatiche, non è che ci sono comunque grandi superstrade o autostrade, tutt'altro. La questione è questa, è che anche qui l'inflazione, e qui riprendo a livello nazionale, nel mese di aprile è stata del 2,8%,
da quello che comunque stavo leggendo. E poi ecco, non so se anche voi a livello insomma di Potere al Popolo potete confermarmi questo dato, perché l'avevo letto insomma un attimo in internet. Certo. Il punto è questo, vuol dire comunque che in media sono 1 miliardo di euro in più a famiglia, una maggiore spesa, cioè esagerazione, una grande esagerazione. Io ripeto, questo non è che voglio dire con questo che il governo non stia facendo nulla, anzi tutt'altro, sta veramente lavorando, sta cercando di trovare delle soluzioni in questo marasma con enorme fatica, e ci auguriamo tutti quanti, tutti gli italiani di qualsiasi bandiere, ranghi, sindacati o quel che siano, comunque di poter trovare un vero primo maggio, che sia veramente un vero primo maggio, tutti quanti i giorni che sia un vero primo maggio, sia tramite questo giusto contratto, che così mi piace insomma un pochettino definirlo, in quanto in questa modalità si possono evitare si potranno evitare comunque anche cosiddetti contratti pirata, e tramite una contrattazione collettiva di lavoro, fino ad arrivare a dei salari migliori, e cercando anche di dare una dignità al lavoro, specialmente in virtù di una situazione anche di sicurezza sul lavoro. Certo, Questo sei stato chiarissimo. Volevo un attimino, ecco, perdonate, poi dopo concludo e vi ringrazio per l'intervista. Vorrei ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia in qualità di Cavaliere al Merito, sia anche di sindacalista volontario, ecco, come ricordavi, per il riconoscimento che l'altro giorno veramente ha conferito al ruolo del sindacato, che lo ha definito un presidio di democrazia, e per aver indicato nel dialogo sociale un fondamentale motore di progresso e di unità nazionale. E questa è l'importanza della coesione. Quindi ecco, visto che ho iniziato prima con un termine calcistico dicendo che è una domanda a gamba tesa quella che mi avevate posto, concludo dicendo che è fondamentale, quindi, come vedete anche lo dice il Presidente della Repubblica, fare squadra anche negli ambienti sindacali, proprio per poter trovare soluzioni condivise per il bene comune. Veramente grazie a Riccardo Maria Gradassi. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, membro del Consiglio Generale FISTREL CISL dell'Umbria. Abbiamo ascoltato anche il parere di un sindacalista. Signori, è mezzogiorno? Sì, Sammy Varin se ne va. E come? Però c'ho ancora una manciata di secondi, 30, per ricordarvi, se siete in diretta, che questa sera, lunedì 4 maggio alle ore 21, al Punto Lega di Milano, via Esterle 29, angolo via Padova, c'è Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega Milano e consigliere comunale di Milano, per parlare chiaramente della città di Milano. Questa sera, ore 21, serata Punto Lega, via Esterle 29, angolo via Padova, ma anche in via Vespri Siciliani 12, ore 21, una serata organizzativa e di confronto tra militanti e sostenitori per uno scambio di idee e proposte sui prossimi impegni della Lega a Milano. Da Sammy Varin è veramente tutto. Tra pochissimo arriva la belva civile di Ottaviani. Noi ci risentiamo, è una minaccia, domani alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.